Buongiorno a tutti, siamo qua oggi per salutare la dottoressa Sandra Roncaratti che ci lascia dopo 40 anni di lavoro, 34 qua nel comune di Terre di Po, come 34 anni come responsabile dell'ufficio anagrafe e servizi sociali. Quindi una colonna portante del nostro comune che ha raggiunto finalmente la pensione e quindi insomma ci lascia un pezzo importante per Terre di Po, perché comunque è conosciuta da tutti, rispettata da tutti sia in ambito lavorativo che anche nell'ambito sociale, perché comunque è una persona che in questi anni mi ha dato molto come amministratore, in questi 9 anni che abbiamo fatto insieme, e la ringrazio insomma tantissimo per tutto il lavoro fatto insieme, soprattutto anche per quanto riguarda i servizi sociali. Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale e i colleghi che in questi anni mi hanno supportato, aiutato e con cui ho collaborato per tanti progetti ed anche difficoltà che si sono svolte nell'ambito del lavoro insieme. Luisa, siamo contenti per la tua pensione, siamo un po' più scontenti insomma perché ci mancherà la pensione vuol dire anche età, quindi è giusto lasciare posto a delle altre figure anche più giovani di me, insomma, che porteranno le loro esperienze, le loro novità e di cui sia tanto bisogno in questo momento, perché l'amministrazione sta completamente cambiando da un punto di vista proprio per quanto riguarda l'informatizzazione, i vari provvedimenti che saranno tutte le digitalizzazioni di tutti i vari passaggi, l'approccio del cittadino agli sportelli che sarà sempre più telematico e quindi giustamente le nuove generazioni saranno molto preparate ad affrontare questa rivoluzione che pian piano sta entrando nell'amministrazione, ma sta anche facendo passi abbastanza importanti, insomma. Si è vista dalla carta d'identità elettronica. Adesso abbiamo dei collegamenti ministeriali per quanto riguarda le anagrafi e altri servizi ed è tutto un andare avanti, un progredire giorno per giorno con queste progettazioni. Quindi è giusto che le nuove generazioni che verranno e soprattutto i responsabili affrontino questi problemi con un'ottica diversa. Grazie ancora.